L'ultima festa del tempo pasquale è la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Lo chiamiamo comunemente Corpus Domini, il corpo del Signore. Dopo la domenica di Pentecoste, la festa della Trinità, arriva il culmine dell'opera della redenzione pasquale, con il segno della sua presenza continuata. Il sacramento dell'Eucaristia è la Pasqua che sempre si realizza per noi, in mezzo a noi. Ringraziamo il Signore di essere rimasto presente nella nostra vita con il suo corpo e il suo sangue, come nutrimento per il nostro cammino cristiano. Il Vangelo, secondo Luca, ci racconta l'episodio della moltiplicazione dei pani. È un anticipo di quello che Gesù farà. Mentre si trova in una zona desertica con una grande folla di discepoli che lo seguono, egli dà da mangiare a quella gente partendo da pochi panini. È in grado di sfamare l'uomo, intende nutrire veramente la persona umana ed è quello che fa con il sacramento del suo corpo e del suo sangue. La seconda lettura ci propone il racconto più antico della istituzione dell'Eucaristia. È lo stesso testo che si legge come seconda lettura il Giovedì Santo nella Cena del Signore. È tratto dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi al capitolo 11. È un testo che è stato scritto prima dei Vangeli sinottici. E Paolo dice di avere trasmesso alla comunità dei cristiani di Corinto quello che lui ha ricevuto dal Signore. Egli ha ricevuto dalla tradizione ecclesiale il rito della messa, il memoriale eucaristico, con le parole dell'istituzione, che trasmette come un formulario già fissato. La lettera è dell'anno 56 circa. Ma Paolo dice, vi ho insegnato quando ero presente in mezzo a voi, cioè negli anni 50, quello che io ho ricevuto prima, quando è diventato cristiano, verso il 36. Cioè arriviamo veramente al contatto storico con Gesù che ha, durante la cena pasquale, lasciato un segno, un sacramento della sua presenza, con le parole che noi continuiamo a ripetere in ogni celebrazione eucaristica, consacrando il pane e il vino. Andare a cercare l'Eucaristia nell'Antico Testamento è impresa ardua come cercare la Trinità, perché è una novità di Cristo. Però l'immagine del mangiare è presente in alcuni testi dell'Antico Testamento. L'immagine della manna nel deserto, o il pane prodigioso che sfama Elia e gli dà la forza di camminare, o il banchetto della sapienza che invita gli inesperti a mangiare il suo pane. Sono figure che possono essere interpretate in questo senso. Quest'anno la prima lettura ci propone un brano molto breve, importante e difficile, che ha come protagonista un personaggio oscuro, Melchisedec. Lo conosciamo perché ne parla, oltre al capitolo 14 della Genesi, il Salmo 109, che la liturgia cristiana adopera in modo molto abbondante tutte le domeniche dell'anno. È il primo salmo a vespro. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. Ecco il primo oracolo.
riguarda il Cristo risorto. Dio Padre ha detto a Dio Figlio: siedi alla mia destra e io metterò i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Al versetto 4, lo stesso Salmo ripropone un altro oracolo. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il padre dice al figlio: tu sei sacerdote come lo è stato Melchisedec. E la tradizione cristiana, istruita dalla lettera agli ebrei, ha riconosciuto in questo versetto un oracolo rivolto a Cristo, per cui possiamo affermare: Gesù fu sacerdote, non secondo l'ordine di Levi, non al modo di Aronne, secondo la tradizione giudaica, ma in un modo strano, secondo l'ordine di Melchisedec. L'espressione è tratta dal Salmo. L'autore della lettera agli ebrei ha preso questo formulario e l'ha interpretato. Cosa vuol dire che Gesù è sacerdote al modo di Melchisedec? Chi era Melchisedec? L'unico testo che ne parla è questo breve brano dal capitolo 14 della Genesi. Si dice che Melchisedec era re di Salem. Il nome Melchisedec in ebraico vuol dire re di giustizia. Propriamente deve essere un titolo più che un nome proprio. Vorrebbe indicare il re legittimo, quello che ha diritto di regnare. Tutti i re Gebusei dell'antica rocca di Salem si chiamavano Melchisedec. Era il re ufficiale. Salem, antico nome di Gerusalemme, viene inteso dagli ebrei come Shalom, pace. Quindi se è re di Salem, è re di pace. Questo personaggio che vive al tempo di Abramo, 2000 anni prima di Gesù, è un re di giustizia e re di pace. Va incontro ad Abramo e gli offre pane e vino. Sembra un'offerta sacrificale o una accoglienza benevola. Hanno sempre notato i cristiani questo particolare. Melchisedec non era solo re laico, ma anche sacerdote del Dio di Gerusalemme antico, che si chiamava Elion, che vuol dire altissimo. Dio altissimo è sinonimo dello stesso Dio degli ebrei. Melchisedec, re e sacerdote, offre ad Abramo pane e vino. È un sacerdote che offre pane e vino. La vicinanza con Gesù è evidente. Non solo, ma questo re, sacerdote, benedice Abramo. L'autore della lettera agli ebrei si domanda: ma com'è possibile? Abramo è portatore della benedizione e viene benedetto da uno straniero? Vuol dire che questo personaggio, Melchisedec, è una figura molto importante. Abramo paga le decime a Melchisedec, cioè gli dà il 10% del bottino. Vuol dire che lo ritiene più importante. Melchisedec è una figura teologica del Figlio di Dio, più importante di Abramo, più importante di Levi. È colui che dà la benedizione e offre pane e vino. È una figura del Cristo. Ecco perché si dice che è sacerdote al modo di Melchisedec, in un modo originale, in un modo superiore a quello della tradizione giudaica. Cristo, sacerdote, in questo modo straordinario, ha offerto pane e vino, cioè se stesso, il suo corpo e il suo sangue. Ed è questa offerta che resta presente come pane e vino nella nostra liturgia, come fonte
della nostra forza, è l'antidoto al peccato, è l'energia per vivere da cristiani, per camminare verso la meta, per raggiungere la pienezza della misericordia.